Un bilancio che si aggiorna di ora in ora. Al momento ci sono 2 feriti gravi a Jesolo e Cavallino, alcuni lievi a Pramaggiore nel porto gruarese, 3 feriti non gravi all'isola di Albarella, ma l'intero litorale veneto, da Cavallino nel Veneziano al delta del Po nel Polesine, nel pomeriggio è stato spazzato da una tromba d'aria che ha lasciato lungo il suo percorso alberi sradicati, tetti divelti, una casa incendiata a Riva di Ariano. Gli occupanti per fortuna sono fuggiti in tempo. Un vortice che in pochi minuti ha devastato l'isola di Albarella. Una persona che stava camminando sul molo potrebbe essere dispersa. L'azienda ULS 5 di Rovigo e la 4 di San Donato di Piave sono in stato di emergenza e attivata ad accogliere le persone contuse che hanno tagli, fratture, piccole lesioni. Linee elettriche e telefoniche sono interrotte, danni ovunque. In Trentino chicchi di grandine grossi come uova e a Venezia in Piazzale Roma un'edicola è stata sradicata dalla furia del vento. Vigili del fuoco, personale sanitario e protezione civile sono impegnati su più fronti.